Nell'incontro di oggi abbiamo dibattuto della leggi nazionale e regionale sulle energie rinnovabili, in particolare sul fotovoltaico. Come Italia Solare abbiamo rappresentato i passi avanti fatti dalla legge del testo unico, 190 del 2024 come revisionato, ma abbiamo anche fatto emergere quelle che sono le principali criticità. Criticità che derivano sostanzialmente da una chiarezza normativa che ancora manca, poco coraggio nell'affrontare di petto alcuni temi che mettono dualismo negli interessi da tutelare e che sono invece fondamentali e urgenti da definire per fare in modo che il settore si sviluppi in maniera sana e concreta. Abbiamo un obiettivo al 2030, ma ne abbiamo altri al 2050. Per arrivare al 2050 occorre avere una certezza di quello che dobbiamo fare, che parta da livello normativo nazionale il più elevato possibile, per poi arrivare alle regioni che devono uniformarsi e a loro volta anche loro governare questa transizione energetica, perché quello che abbiamo notato è comunque che si è formata una contrapposizione di interessi e anche un dibattito molto acceso sull'opportunità e sull'accettazione sociale delle energie rinnovabili. Tutti a parole siamo a favore, ma poi occorre calare questo principio generale nella realtà, e nella realtà molto spesso ci sono opposizioni all'installazione di impianti fotovoltaici. Gli impianti fotovoltaici non si devono installare ovunque, noi riteniamo che bisogna partire da quelli che sono i tetti, ma che oltre a installare su coperture occorre installare anche su terreni agricoli, perché lo spazio sulle coperture non è assolutamente sufficiente. Quello che appare oggi è che il fotovoltaico vada a riempire ogni campagna libera. Questo non è assolutamente vero. Alla fine della fiera la quantità di superficie agricola che sarà utilizzata sarà intorno all'1%, forse anche meno. Però questo va governato con una pianificazione territoriale, con coraggio da parte delle amministrazioni pubbliche e con il coinvolgimento dei cittadini. C'è un'enorme differenza perché rispetto alla quantità di domande che arrivano sul territorio, rispetto a quelle che poi vengono processate e quelle che poi vengono approvate. Perché questo? Perché purtroppo la complessità normativa italiana determina che i vincoli non sono immediatamente conosciuti e le situazioni che possono ostacolare l'installazione nemmeno quelle. Quindi il mercato si è evoluto andando a decuplicare il numero di istanze per riuscire a portarne a casa una quantità molto piccola. Tutto questo genera molteplici effetti negativi. Da un lato costi, il costo dell'autorizzazione cresce in maniera importante, secondariamente un costo indiretto su tutto ciò che è l'amministrazione pubblica, perché elaborare 10 volte i progetti necessari vuol dire che gli uffici tecnici, i vari dipartimenti e tutti gli enti coinvolti saranno coinvolti in discussioni che riguardano sia progetti che andranno a buon fine, sia progetti che non andranno a buon fine, determinando anche la percezione da parte della comunità di un'invasione del fotovoltaico, cosa che nella realizzazione degli impianti in realtà non c'è.